Ezio Piovesan, siamo al primo atto della BMX Week 2025 ed è già grande festa e soprattutto festa tricolore a Padova. Sì, esattamente, abbiamo addobbato tutta la pista di bandiere tricolori proprio in vista del campionato italiano la settimana prossima e che comunque richiama anche questa gara del circuito italiano che è importantissima oggi sono presenti oltre 400 atleti e provengono anche da varie nazioni europee e quindi tutto sommato siamo contenti. Un 2025 in crescita quello dei Panther Boys Padova. Beh, diciamo che è in crescita a livello di formazione, a livello di numeri, non tanto a livello di risultati, ma come ben ormai si dovrebbe conoscere, il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello di formare i giovani, di lanciarli nel mondo dello sport e per noi i risultati sono secondari, anche se comunque ci teniamo ad ottenerli. Una BMX Week Padova che invece proseguirà già domani con un'altra prova del circuito italiano BMX, ma soprattutto c'è sullo sfondo quell'appuntamento tricolore che torna su queste dune, su queste curve dopo alcuni anni di distanza. Sì, l'ultimo campionato italiano che abbiamo fatto qui a Padova è stato nel 2021 ed era un campionato post-Covid e quindi è stato molto importante. In quel momento abbiamo inaugurato la nuova pista che l'amministrazione comunale di Padova ha completamente ristrutturato, pista che è omologata anche dalla federazione ciclistica e adesso traiamo i frutti di tutte le nostre fatiche con questa settimana che è nell'arco degli ultimi 5 anni la settimana più importante che stiamo organizzando, in quanto negli annate precedenti abbiamo sì organizzato gare di carattere nazionale aperte a tutta Europa, però il campionato italiano era un pezzo che non lo facevamo e quindi siamo contenti di farlo. Un impianto, questo all'interno del Parco Filippo Raciti, che cresce, si aggiorna, si migliora mese dopo mese, anno dopo anno, grazie all'incessante lavoro di Panther Boys che hanno già prolungato anche l'accordo con il Comune di Padova, giusto? Sì, non è ancora firmato, ma abbiamo già la bozza della convenzione che dovrebbe allungare per 8 anni ancora la nostra permanenza in questo impianto. L'impianto si migliora continuamente perché noi non smettiamo mai di fare investimenti sia sulla sicurezza dell'impianto e anche sulla manutenzione, in quanto quest'anno abbiamo rifatto tutto il manto d'usura della pista con un impegno economico non da poco. E poi questo impianto che è aperto soprattutto ai più piccoli, soprattutto a coloro che vogliono imparare ad andare in bicicletta. Esattamente sì, noi in questa occasione nella BMX Week abbiamo 3 appuntamenti extra gara, martedì e giovedì prossimo e domenica mattina in concomitanza con il campionato italiano saranno allestiti dei percorsi aperti a tutti in modo che i bambini fino a 10-12 anni possano venire a provare le prime ebbrezze di una pista di BMX. Ed è stata davvero una partenza in grande stile per la BMX Week Padova targata 2025 che ha raccolto al via oltre 500 atleti per ciascuna delle 2 giornate di gare. Un primo weekend che ha messo in palio anche il primo trofeo MKK Montaggi nel corso della giornata di sabato, quando si assegnavano i punti validi anche quale nona prova del circuito italiano BMX, e ancora una volta grandi protagonisti sono stati i ragazzi del team BMX Creazzo, oltre che quelli del Panther Boys Padova e della Libertas Lupatotina. Infatti tra i G2 successo per Achille Nichele davanti al compagno di squadra Matteo Sbrissa, entrambi del Creazzo, con Santiago Lattini della Libertas Lupatotina che si è confermato leader del circuito italiano. Successo invece per Alessandro Zanandreis della Pescantina tra i G3 e ancora una doppietta del Creazzo tra i G4 con Nicolas Ongaro e Nicola Tosetto che hanno preceduto tutti sul traguardo. Passando poi ai G5, successo sloveno con Alexander Gajic della Ride Lubiana che ha preceduto Simone Rasia del Creazzo e Ettore Candiotto dei Panther Boys Padova. Salendo ancora di categoria, vittoria di Liam Fusari tra i G6 per la BMX Verona, quindi tra gli esordienti a festeggiare è stato Leonardo Galassi della Olgiate. Seconda piazza, sempre tra gli esordienti del primo anno, per il talentuoso Giorgio Boschini
uomini dei Panther Boys Padova. Successo lombardo anche tra gli esordienti del secondo anno con Tommaso Bravi della Garlate, mentre tra le donne fa festa Marica Gaiazzi. Tra gli allievi vittoria di Mattia Colombo e tra i Master 17 over Federico De Vecchi ha fatto la voce grossa. Per quanto riguarda gli Junior Elite, sempre nelle gare del sabato, vittoria per Giacomo Fantoni, portacolori della Team BMX Verona, mentre chiude in quinta posizione Albert Groppo della BMX Creazzo. Il giorno successivo, domenica 29 giugno, si è corso anche per il secondo trofeo Progelta, valido questa volta per la 10ª prova del circuito italiano BMX. Sono ripartite quindi le sfide, da segnalare il successo di Achille Nichele del BMX Creazzo tra i G2 e ancora di Nicolas Ongaro che si è confermato tra i G4. Per quanto riguarda i cruiser, che avevano già dato spettacolo nella prima giornata di corse tra gli under 40, grande protagonista è stato Jacopo Turato dei Panther Boys Padova, che ha vinto nella gara del sabato e ha chiuso al secondo posto invece nella gara della domenica alle spalle di Gabriele Catalanotto. Per i cruiser 40 e over invece sabato ad avere la meglio era stato Marco Gaule, che si è confermato anche nella gara domenicale davanti a Matteo Morello, atleta di casa dei Panther Boys Padova. Passando quindi alle categorie agonistiche con gli esordienti e gli allievi. Tra esordienti del primo anno vittoria di Leonardo Galassi della Olgiate, mentre Tommaso Bravi della Garlate si è confermato tra gli esordienti del secondo anno. Tra gli allievi fa festa Matteo Mariani, che ha preceduto sul traguardo il leader della classifica tricolore Mattia Colombo, mentre tra i Master 17 e over Federico De Vecchi è stato preceduto da Tommaso Carraro. Infine i big, gli juniores elite, con Pietro Bertagnoli che si è imposto nella gara domenicale davanti a Federico Pasa e a Giacomo Fantoni. 2 giornate di gare dunque che hanno incendiato la BMX Race Track di Padova e che hanno aperto ufficialmente il programma della BMX Week. Ora ad attendere i Panther Boys, ci sono 2 giornate di promozione del ciclismo e quindi soprattutto l'appuntamento con gli assoluti di BMX che si correranno sabato e domenica prossimi su questa pista e che andranno ad assegnare le maglie tricolori per la stagione 2025. In casa Panther Boys, insomma, è sempre grande festa e la festa prosegue nel segno delle bandiere tricolori.